buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Nel computer nascondeva centinaia di video di violenze sessuali su piccole vittime. Arrestato per pedopornografia un imprenditore catanese di 43 anni. La polizia postale ha scoperto il giro nel dark web. Rinforzi e ispettori per l'ortopedia di Villa Sofia. Oggi Schifani ha ricevuto il direttore generale dell'azienda ospedaliera. Il piano dell'assessorato per supportare l'ospedale in difficoltà. Ad Agrigento, capitale della cultura italiana 2025, piove sul bagnato, anzi nel teatro di Pirandello, che sabato ospiterà il capo dello Stato, l'ira di Schifani sull'organizzazione che fa acqua da tutte le parti. Ondata di maltempo in Sicilia, a Palermo strade allagate e disagi per gli automobilisti complicati dalla mancanza di illuminazione pubblica in diverse zone, mareggiate alle olie, domani chiuse le scuole in alcuni comuni del Siracusano. Sicilia sempre più scollegata dal resto d'Italia. Aeroitalia taglia i voli da Comiso e ne mantiene solo 4. Contemporaneamente sospende i voli da Trapani Birgi a Cuneo. Calcio, Catania da mercoledì pomeriggio in ritiro. La decisione della dirigenza rossa-azzurra dopo la sconfitta interna contro la Juventus Next Gen che ha scatenato le proteste dei tifosi. Bentrovati. Orrore in rete. Un imprenditore catanese è finito ai domiciliari per detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, sequestrati centinaia di filmati con immagini shock. Tonino De Mana. Gente insospettabile, a volte anche professionisti, che si incuneano nella rete alimentando il lucroso business del mercato pedopornografico. Un imprenditore di 43 anni catanese è stato arrestato dagli agenti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, è stata avviata grazie ad una serie di monitoraggi incrociati finalizzati al contrasto della pornografia minorile. È in questo contesto che nell'abitazione del professionista catanese, naturalmente top secret per non risalire all'identità dell'indagato, sono stati rinvenuti centinaia di file con filmati e foto raccapriccianti con vittime anche in età infantile. Il materiale informatico è stato sequestrato e sarà oggetto di approfondite analisi investigative. Il GIP di Catania ha convalidato l'arresto dell'imprenditore disponendo per l'indagato i domiciliari. E resta in carcere Calogero Michael Romano, il ventenne che era stato fermato dalla polizia per aver ucciso 3 giorni fa con colpi di pistola in piazza Palestro a Catania il 21enne Giuseppe Francesco Castiglione, il nuovo fidanzato della sua ex compagna dalla quale aveva avuto un figlio. La procura ipotizza i reati di omicidio volontario premeditato aggravato e porto e uso di arma da fuoco clandestina. Durante l'interrogatorio il ventenne ha confessato l'omicidio spiegando di aver sparato perché provocato dalla vittima, che avrebbe minacciato di non fargli più vedere il figlio che il ventenne aveva avuto dalla sua compagna minorenne. Prove generali di distensione fra Regione Siciliana e manager della sanità dopo le dimissioni del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. Oggi, dopo incontro fra il governatore e il direttore generale dell'azienda ospedaliera, per il momento non cadranno altre teste, ma ci saranno nuove ispezioni. Maglio Viola. Non rotoleranno altre teste di manager della sanità siciliana, almeno per il momento. Dopo le dimissioni del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo, Aroldo Gabriele Rizzo, le tensioni fra regione e manager sembrano sopirsi, anche se la polemica sulle condizioni della sanità siciliana non si placa. Il presidente della regione Renato Schifani ha ricevuto oggi il direttore generale della stessa azienda Villa Sofia Cervello di Palermo, Roberto Colletti, dopo averlo convocato per il pomeriggio di oggi. L'incontro in realtà è iniziato di mattina a margine della cabina di regia sulla sanità, nella quale è stata approvata la tabella di marcia per gli investimenti in edilizia ospedaliera, ma è proseguito anche dopo in via riservata. È durato circa un'ora o poco più nelle 2 tranche e si è svolto in un clima che è stato definito dagli ambienti di Palazzo d'Orléans sereno e franco. Tempi ben diversi dai 10 minuti del vertice che aveva portato alle dimissioni del direttore sanitario. Anche in questo caso nessuna indiscrezione emerge sui contenuti del colloquio, come era avvenuto per il precedente
incontro con il direttore sanitario e quello amministrativo, ma il clima che si respira dopo quell'incontro era ben diverso da quello che si respira oggi. Intanto piovono 712 milioni sulla sanità e serviranno per costruire 3 nuovi ospedali e ristrutturarne un quarto nella città di Palermo. Già a febbraio via alla gara per il polo di eccellenza pediatrica, poi toccherà al nuovo policlinico e quindi ai nuovi reparti dell'ospedale civico, fra cui l'oncologico. Parallelamente è previsto il restyling dell'ospedale Ingrassia dell'ASP di Palermo. Sul fronte dell'efficienza invece ci saranno altre ispezioni negli ospedali, lo ha annunciato il dirigente generale della pianificazione strategica Salvatore Iacolino. Gli ispettori si presenteranno a sorpresa per valutare l'avanzamento della riorganizzazione. Ad Agrigento piove sul bagnato, anzi dentro il Teatro Pirandello che sabato ospiterà il Presidente della Repubblica per l'inaugurazione dell'Anno Italiano della Cultura. Luca Ciliberti. Il rimpianto è non avere Luigi Pirandello in persona, lui osservatore e narratore dell'assurdità degli umani. Se fosse stato in vita, chissà cosa avrebbe pensato e scritto sulla pioggia all'interno del teatro a lui intitolato nel giorno in cui la sua Agrigento raccoglie il testimone di Capitale Italiana della Cultura 2025. Le immagini vanno già oltre l'immaginazione. Le gocce che cadono dal soffitto durante un temporale, peraltro neanche di fortissima intensità, bagnano gli artisti della Jazz Orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, che sabato si stavano esibendo con il maestro pianista Enrico Pierannunzi. Il video registrato in diretta diventa subito virale sui social e la notizia fa il giro d'Italia. Non fosse altro perché proprio in quel teatro sabato prossimo parlerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della presentazione del prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura. Piove sul bagnato, è proprio il caso di dirlo. Perché i ritardi e le polemiche che hanno accompagnato fino ad oggi la macchina organizzativa, insieme alle ferocissime critiche dopo i segnali stradali sbagliati con 2 strafalcioni in 4 righe, certamente non consegnano l'immagine di una Sicilia impeccabile per pianificazione e preparazione. E nel caso del teatro sott'acqua, poi, la pezza sembra peggio del buco. Dopo il video, il presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Alessandro Patti, ha spiegato che il problema è noto al comune di Agrigento e che attualmente sono in corso dei lavori per rendere impermeabile la copertura. I risultati ovviamente non si sono visti. E questo è solo l'ennesimo incidente che si aggiunge ai ritardi e agli intoppi legati ad Agrigento, capitale della cultura, e che scatena l'ira di Schifani. Domani la presentazione ufficiale dell'evento. Lorena Dolci. Schifani prende le distanze da un'organizzazione che fa acqua da tutte le parti e mai metafora fu più calzante. Pur essendo presente domani a Roma, il presidente della regione ha delegato l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Uno sgarbo istituzionale voluto, una scelta che non nasconde una certa freddezza, se non peggio, del governatore rispetto alla macchina che avrebbe dovuto portare Agrigento all'altezza di un evento così importante. Ritardi e inadempienze più volte denunciati ma mai davvero superati. In queste ore circola anche l'ipotesi di un commissariamento da parte di Palazzo d'Orleans, ipotesi sollecitata anche dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, che aveva chiesto a Roma di impugnare tutto per non perdere l'occasione di rilanciare la cultura in Sicilia. Al momento Schifani si limita a bacchettare l'amministrazione. La giornata di sabato deve essere celebrata senza intoppi, soprattutto per rispetto nei confronti del capo dello Stato, aveva intimato. Ad Agrigento si corre ai ripari, non si sa con quali risultati. Sicilia nella morsa del maltempo, a Palermo strade allagate e disagi per gli automobilisti complicati dalla mancanza di illuminazione pubblica in diverse zone, mareggiate alle eolie, pioggia fino a domani, da mercoledì parziale miglioramento. Marco Gulla. Strade allagate, tombini che saltano, auto impantanate. Il maltempo crea disagi soprattutto a Palermo. In via Imera i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto impantanato nel tratto di strada che a ogni pioggia si trasforma in un lago. Sempre nel capoluogo le piogge di questi giorni hanno di nuovo provocato la riapertura di buche sull'asfalto che erano state sistemate in qualche modo dall'amministrazione comunale con interventi tampone. Qui siamo in via Villa Grazia, auto in difficoltà nel transito per via dell'allagamento. Problemi anche in provincia, sulla statale 113 traffico rallentato a causa di allagamenti in più punti, e poi anche a Partanna, Mondello e Ficarazzi con strade praticamente impercorribili. In città inoltre si registra da mesi il problema illuminazione con molti lampioni in blackout e tante strade al buio, soprattutto in periferia. Maltempo che mette in ginocchio le isole. A Ginostra manca l'energia elettrica, mentre a Lipari la mareggiata, come vediamo dalle immagini, ha invaso tutto il lungomare.
Violenta mareggiata anche a Filicudi. Fino a domani la fase di maltempo invernale continuerà a interessare la Sicilia. Da mercoledì ci sarà un parziale miglioramento. Nel weekend è invece prevista una nuova ondata di freddo e pioggia. E per il maltempo domani scuole chiuse nel Siracusano, ad Avola, Portopalo e Pachino. Interventi dei vigili del fuoco tra Noto e Pachino per allagamenti e soccorso di automobilisti sulle provinciali. Scuole aperte invece nella città di Siracusa. E malgrado la pioggia anche Catania fa i conti con la crisi idrica. La Sidra comunica un sistema di turnazioni e sospensioni, in particolare nelle aree centro-orientali della città, ma i cittadini lamentano i turni comunicati non corrispondono al vero, tolgono l'acqua alle 10 del mattino e manca tutto il giorno. Desiree Ferlito. Arriva anche a Catania l'emergenza idrica che fino ad ora era rimasta fuori dalla grave carenza che coinvolge ormai moltissimi comuni della Sicilia, che da tempo fanno i conti con l'incubo della turnazione. Sidra, l'azienda che gestisce il servizio idrico, ha comunicato che la persistente scarsità di risorse sta causando gravi disagi, soprattutto nelle aree centro-orientali della città, e che per far fronte a questa situazione sono state introdotte turnazioni e sospensioni dell'erogazione dell'acqua. Sul sito Sidra si legge che dal 10 gennaio l'erogazione dell'acqua segue un sistema di turnazioni con sospensioni programmate dalle 21:30 alle 6:30 del giorno successivo. Non è segnalata nessuna emergenza, ha dichiarato il capo della Protezione Civile Salvo Cocina, raggiunto telefonicamente. Intanto sui gruppi Facebook della città monta la rabbia dei cittadini. Non è vero quello che ha comunicato Sidra. Il servizio non viene sospeso nelle ore notturne. Nella zona Corso Sicilia l'acqua arriva di notte, alle 10 del mattino la tolgono per tutto il giorno. Da giovedì che andiamo avanti così. E poi ancora, domenica e festivi, rubinetti asciutti, ma il numero verde risponde che non c'è alcun disservizio. Anche l'area centro-occidentale della città è interessata da disagi, sebbene con minor frequenza. Come comunicato da Sidra, le interruzioni saranno occasionali, da 1 a 2 volte a settimana. Da Palazzo degli Elefanti per ora nessuna comunicazione. Intanto Sidra consiglia un uso razionale e parsimonioso dell'acqua per evitare l'aggravarsi della situazione. Restiamo a Catania. Il Parco Gioeni di Catania resterà chiuso fino al 10 marzo per lavori di riqualificazione già in fase avanzata, lo rende noto il Comune. Gli interventi promossi dall'amministrazione e finanziati dal Ministero della Transizione Ecologica mirano alla rigenerazione green di uno dei principali polmoni verdi della città. Dopo il 10 marzo i lavori continueranno, ma le chiusure saranno limitate alle aree interessate dagli interventi. La conclusione dei lavori è prevista entro l'inizio dell'estate. A Messina è arrivato l'architetto considerato uno dei migliori al mondo. Ha firmato il progetto del centro direzionale del ponte sullo Stretto. In Consiglio Comunale ha parlato dell'opera che dovrà unire le due sponde. Francesco Triolo. È considerato una delle star dell'architettura mondiale, la sua firma su opere importanti che hanno ridisegnato le città da Berlino alla City Life di Milano sino allo spazio libero del World Trade Center di New York. Daniel Libeskind è un architetto che va oltre il semplice progetto di edifici e oggi a Messina in commissione Ponte al Comune ha parlato proprio del ponte sullo Stretto, illustrando il suo progetto per la realizzazione del centro direzionale che sorgerà sulla sponda calabra. È una grande opportunità per la connessione della Sicilia al centro del Mediterraneo con il resto dell'Europa, ma investe anche i temi della sostenibilità, dei trasporti, della connessione appunto della Sicilia con l'Europa. Non è soltanto un'opera tecnica e ingegneristica, ma è un'opera che migliora la bellezza e la qualità della vita dei cittadini, perché rende comuni connesse e comunità diverse. Last question for me. L'architettura non è una cosa, la bella architettura, la buona architettura è un qualcosa di eterno e quindi è sempre valido. Probabilmente bisognerà cambiare alcuni materiali che non sono più validi, che vanno aggiornati. L'uso di alcuni materiali va aggiornato. Il ponte, ha sottolineato Libeskind, sarà un'opera che rivoluzionerà le vie di comunicazione in Europa e tra l'Europa e l'Africa, con uno sviluppo delle comunità locali che farà ricredere anche gli scettici e
e per Libeskind. Ci saranno benefici non solo per la Sicilia ma per tutta l'Italia. Le persone solitamente sono molto scettiche, ma quando vedono una infrastruttura del genere realizzarsi, siccome cambia la qualità della loro vita, quindi cambiano radicalmente opinione. La Sicilia è sempre stata al centro del Mediterraneo e il ponte la riporterebbe davvero in una posizione centrale di tutta la regione europea. Intanto la Sicilia è sempre più scollegata dal resto d'Italia. Duro colpo per l'aeroporto di Comiso. Aeroitalia sospende alcuni voli. Da scalo militare a aeroporto civile, sempre al centro di promesse di rilancio, non sembra mai soddisfare le compagnie. Adelaide Barbagallo. Non c'è pace per l'aeroporto di Comiso e dei suoi passeggeri. Lo scalo, sempre al centro di promesse di possibili rilanci economici, considerato complementare a quello di Catania. Nell'estate di 2 anni fa, per l'incendio che si sviluppò nello scalo Etneo, venne in soccorso di turisti e vacanzieri, subisce un duro colpo. Aeroitalia ha annunciato che ha deciso di tagliare i voli, lasciando solo quelli con destinazione Roma, Milano, Bergamo e Parma, e contemporaneamente ha deciso anche di sospendere i voli da Trapani Birgi a Cuneo. Spariscono quindi i collegamenti Aeroitalia dalla Sicilia a Cuneo, Firenze, Bologna e Perugia, città importanti dal punto di vista turistico ma anche per tanti studenti. Una decisione inaspettata. L'annuncio arriva prima ancora di conoscere l'esito del bando da 9 milioni di euro promosso dalla regione siciliana per potenziare le rotte e la connettività del territorio. Una beffa per chi sperava in un rilancio economico grazie allo scalo di Comiso. Travagliata la storia di questo aeroporto, per decenni base militare, negli anni '80 divenne, suscitando grandissime polemiche e manifestazioni, base NATO, ospita oppure delle testate nucleari. Fu riconvertito in aeroporto civile, ma nessuno sembra davvero credere in questo scalo. Dopo Ryanair, adesso anche Aeroitalia si defila. Federconsumatori Sicilia tuona. È l'ennesima conferma che le compagnie aeree considerano i nostri concittadini solo come arance da spremere. In Sicilia non c'è un'alternativa all'aereo per raggiungere in tempi ragionevoli gran parte del resto d'Italia e per questo non c'è concorrenza e le compagnie fanno quel che vogliono. Che il governatore Renato Schifani chieda e ottenga un incontro su questo tema con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. L'alta adesione dei metalmeccanici del petrolchimico di Siracusa allo sciopero per il contratto indetto da FIOM, Film e UIL è un segnale chiaro per Federmeccanica. Si riaprano le trattative. Alla base della protesta la richiesta dell'aumento lordo nel triennio di 280 euro e per gli accordi di secondo livello. A Sambuca di Sicilia, piccolo borgo in provincia di Agrigento, ha riscosso successo la vendita delle case a 3 euro. Ci spiega tutto Davide Sarto. E per noi è molto importante di avere un contatto con la popolazione locale, con un vivo sociale sopra il sistema turistico. Loro sono una coppia di tedeschi che hanno da poco acquistato casa a 3 euro a Sambuca di Sicilia. Adesso hanno anche avviato un'attività lavorativa, integrandosi ulteriormente nella comunità. Sono gli ultimi di una lunga serie di stranieri che hanno deciso di trasferirsi nel piccolo borgo siciliano in provincia di Agrigento. Per la nuova avventura con il bando a 4 euro, la possibilità di dare a stranieri e italiani di venire a vivere a Sambuca e di connettersi con questa comunità e noi ovviamente con la nuova comunità che si è via via costituita. E basta partecipare al bando, ci saranno degli immobili messi all'asta che saranno pubblicati nel sito del comune di Sambuca. Non solo stranieri ma anche molti italiani hanno scelto di acquistare una casa nel borgo siciliano. A Sambuca chiaramente ci siamo sentiti, tornando al concetto di inclusione, ci siamo sentiti coinvolti e non solo, anche affiancati nel realizzare questo progetto che ha lo scopo di trasformare e creare dei siti idonei anche per lavoratori a distanza. L'ultimo borgo che ho visitato è stato Sambuca di Sicilia, ero venuto per qualche giorno. In realtà sono 3 anni che sto qui e ho comprato anche casa che sto ristrutturando e nulla, il contatto con la natura, l'autenticità, il fatto che un cane mi abbia trovato, non io che abbia trovato lui, ma lui che abbia trovato me, mi hanno tenuto molto in questo posto che è un posto fantastico. Un esempio virtuoso di rinascita che continua a valorizzare Sambuca facendone un simbolo di accoglienza e ospitalità internazionale. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport.
torniamo in studio con lo sport, il calcio. Dopo la sconfitta con la Juve Next Gen, il Catania da mercoledì pomeriggio sarà in ritiro in Calabria. Questa è la decisione della società dopo la prestazione deficitaria della squadra contro i bianconeri. Marco Carli. Squadra in ritiro da mercoledì pomeriggio in Calabria. La decisione della società dopo la sconfitta con la Juve Next Gen è in vista della gara fissata da calendario per domenica a Picerno in Basilicata, dove la nevicata ha fatto saltare la sfida dell'ultima giornata fra Potenza e Benevento. Primo allenamento della settimana dunque in sede, poi ancora a Catania mercoledì mattina e dopo l'allenamento la partenza. Quella con la Juve è stata per il Catania una sconfitta che ha evidenziato una frattura fra l'ambiente, la squadra e la società, evidenziata dal silenzio durante la gara e dalla contestazione alla fine della partita. Il primo gol dei bianconeri, e non è la prima volta che succede, è il sunto della stagione. Errori, questa volta dell'intera linea difensiva, che vengono puniti da Fenaghian. Toscano, che a Benevento aveva parlato dei cambi non all'altezza, al Massimino definisce in questo modo la sua squadra. In questo momento siamo una squadra fragile. Dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista strutturale, puoi reggere una partita, 2 partite, poi i limiti vengono fuori. Squadra in ritiro dunque per provare almeno a sconfiggere la fragilità di cui parla Toscano. Basta guardare al secondo tempo. In svantaggio il Catania propone la peggior veste, una fiammata con la traversa di Inglese, qualche errore sotto porta e poi il solito gol preso quasi con rassegnazione da Semedo. La rete di Lunetta arriva al fischio finale e fra i fischi del pubblico bisogna intervenire e i primi arrivi saranno in porta in difesa. Dobbiamo intervenire prima possibile, cambiare strategia e mettere dentro dei giocatori con fame, che arano il campo, che sposano in pieno Catania e questa sfida impegnativa e difficile che abbiamo sposato all'inizio dell'anno. Questo secondo me è il momento. Vittoria scacciacrisi per il Palermo, 2-0 al Modena, e rosanero che conquistano 3 punti fondamentali per morale e classifica. Marco Gulà. La vittoria che potrebbe consegnare al Palermo un nuovo passaporto. Al Barbera ieri i rosanero vittoriosi sul Modena per 2-0 in un pomeriggio di freddo e pioggia. Brunori e Leduaron hanno steso la formazione emiliana conquistando 3 punti con vista sui play-off. Una prestazione impeccabile quella offerta dagli uomini di Dionisi, bravi a capitalizzare la prima vera occasione con Brunori, lesto a correggere in rete un assist di Ranocchia. Poi nella ripresa il gol di opportunismo di Leduaron. Il Palermo cambia marcia anche nella gestione del risultato, pace fatta con i tifosi. Il Palermo è di tutti, nel senso io l'alleno e cerco di dare il massimo di me stesso, ma come fanno i ragazzi, poi quando le cose vengono bene siamo tutti più contenti ed è più facile, quindi oggi aver vinto è un bel segnale, perché comunque questi 15 giorni non sono stati semplici. Matteo Brunori trova gol e serenità. Finalmente ho parlato con un direttore sportivo vero, stoccata a De Santis dopo il match e plauso a Carlo Osti. Noi nei momenti di difficoltà siamo stati sempre uniti, ci sono stati in questi mesi e i miei compagni sono stati unici, perché comunque nelle difficoltà il gruppo non si è mai sfaldato e quindi sono veramente orgoglioso di tutti i miei compagni. Rosanero domenica di nuovo al Barbera, arriva la Juve Stabia. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi ringrazio per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.